18 febbraio 1943, un giovedì di sole con la neve sui marciapiedi di Monaco di Baviera. Due fratelli, Hans e Sophie Scholl, 24 e 21 anni, abitano nella Franz-Josef-Strasse, vicino all'università. E proprio all'università si dirigono a piedi quella mattina, con una borsa sotto il braccio, una borsa piena di volantini, i volantini della Rosa Bianca, parecchie centinaia di copie. L'ultimo appello agli studenti e alle studentesse dell'università, affinché si ribellino al Führer. È un inverno particolare, è il quarto inverno di guerra, la Sesta Armata è stata sconfitta a Stalingrado. Comincia forse a incrinarsi un po' la fiducia che i tedeschi, nella stragrande maggioranza, hanno riposto nel loro Führer, nel dittatore che ha preso in mano la Germania nel gennaio del 1933, 10 anni prima. Un bidello dell'università sorprende Hans e Sophie mentre distribuiscono le ultime copie, alle 11 del mattino di quel 18 febbraio. Il bidello chiama subito la Gestapo, che li arresta. Perquisizioni nella casa, saltano fuori francobolli, i testi da cui erano state prese le citazioni dei primi volantini. Lunedì 22 febbraio, 4 giorni dopo sole 3 ore di processo, la condanna a morte per i fratelli Scholl e per Christoph Probst, loro amico, colpevole solo di aver scritto la bozza del settimo volantino che non sarà mai pubblicato e diffuso. Aveva 3 figli piccoli, Christoph. L'esecuzione con la lama affilata della ghigliottina nel carcere di Stadelheim alle 5 del pomeriggio. L'ultimo grido di Hans, Es lebe die Freiheit, viva la libertà. Chi erano? E soprattutto dove hanno trovato il coraggio di resistere? Sophie Scholl, dallo sguardo profondo, dalle poche parole, ma parole precise, fitte, taglienti quando scrive. E Hans, suo fratello, il figlio del sole, lo chiama suo padre, il capo dei ribelli, il cavaliere errante senza paura, l'impazienza della spada, delle parole pronta a sfidare il tiranno, con le parole imparate sulla Bibbia luterana che gli ha fatto leggere da piccolo, come a tutti i suoi fratelli Mammalina. E poi Willy Graf, il biondino taciturno, il cattolico, non entrerà mai nella Hitlerjugend a differenza degli altri, non vorrà mai far parte delle organizzazioni obbligatorie del regime. E poi Christoph e Alexander, i due grandi amici dai tempi del liceo, solari, avventurosi, appassionati, sportivi, nati in famiglie complicate ma intessute di fili amorosi, figlio di un tedesco cosmopolita, orientaleggiante, Christel, di una figlia di un pope di Ucraina, Alex, scultore appassionato di equitazione che per tutta la sua breve vita ha sognato la sua terra a Oriente, la sua terra russa o ucraina diremmo oggi. L'amicizia fraterna di Probst con Schmorell, l'incontro tra Schmorell e Scholl, sua sorella Sophie che lo raggiunge a Monaco, Graf che entra nel giro, le discussioni con il professor Huber, 49 anni, coinvolto dagli studenti. Quindi c'è un legame di amicizia che diventa poi discussione sui temi politici, che diventa riflessione sui libri importanti, che diventa parola scritta nei volantini. A me pare quasi di conoscerli, quei 6, grazie a 2 persone che li hanno conosciuti bene. Franz Josef Müller, che allora aveva solo 18 anni e che viveva nella città degli Scholl a Ulm, e Anneliese Knopp-Graf, la sorella minore di Willy, generazioni diverse riunite da una rosa. È stato bello conoscerli, è stato bello sentire da loro dal vivo che erano tipi normali, persone normali, ragazzi come tutti, non eroi predestinati al martirio, ma volevano vivere una vita piena. Volevamo essere quelli che studiavano meglio e sapevano di più, i migliori nel cantare, i migliori a tacere, i migliori a gozzovigliare, i migliori a digiunare, feroci nel lavorare e sfrenati nel far niente. Il manifesto del gruppo giovanile in cui Hans Scholl si era formato, era diventato un leader, dice
questa tensione verso essere i migliori. Un'elite anticonformista dunque, si sono rivelati migliori effettivamente anche nell'opporsi al regime. Ma prima dell'azione, prima della resistenza fatta con i volantini, c'è stato un lungo percorso di riflessione. Sono giovani ma vogliono capire, scavare nel profondo, è per questo che leggono grandi autori, romanzieri come Dostoevskij, teologi, filosofi come Guardini, come Maritain. Dall'Europa, dai cervelli migliori dell'Europa dell'Ottocento e del Novecento prendono la forza per resistere e resistono. In Italia c'è stato un gruppo che è stato accostato alla Rosa Bianca. È un gruppo di studenti universitari del Politecnico di Torino che proprio in quegli anni, in quei mesi, fra il 42 e il 43, cominciano anche loro a diffondere dei documenti di controinformazione, potremmo chiamarli oggi. Questo gruppo era guidato da Aldo Pedussia e il professor Perotti, che ha accostato Rosa Bianca e Gruppo di Torino, li descrive così. Più che una ribellione politica, fu una rivolta del buonsenso e del bisogno di verità, da parte di giovani che vedevano l'umanità offesa e martoriata. Si misero a scrivere appelli e lettere che inviavano a centinaia di destinatari valendosi per lo più degli elenchi telefonici per gli indirizzi. Sia a Torino che a Monaco fu questa presa di contatto con la coscienza nuda di chi doveva leggere lo scritto che parve la cosa più urgente. Coscienza nuda o anche resistenza allo stato puro, come è stata definita. Non una resistenza figlia di un'organizzazione, di uno schema, di un progetto politico, associativo, confessionale, ma resistenza allo stato puro nel senso la coscienza che si ribella, che non accetta, che dice di no, quando tutti dicevano di sì. Se in Germania la Weiße Rose, la Rosa Bianca, è diventata forse il gruppo più conosciuto di resistenza, nonostante tutti i suoi limiti organizzativi, chiamiamoli. Beh, anche in Italia la Rosa Bianca ha fatto una lunga strada da quando un'associazione fondata alla fine degli anni 70 da Paolo Giuntella ha voluto ricordarla anche qui, la Rosa Bianca tedesca. Oggi ci sono persone come il disegnatore Giorgio Romagnoni o come l'attrice Aida Tagliente con un suo bellissimo spettacolo teatrale, che hanno attualizzato la storia di Sophie Scholl e della Rosa Bianca. L'hanno attualizzata, l'hanno portata anche dentro le scuole ed è bello che un liceo linguistico, credo l'unico in Italia, l'unica scuola in Italia dedicata a Sophie Scholl, il liceo linguistico Sophie Scholl di Trento, abbia appunto elaborato con i suoi studenti degli ultimi anni una carta della resistenza civile ispirata a Sophie Scholl ma attualizzata sull'oggi. Sentite come parlano gli studenti di oggi. Seguendo l'esempio delle ragazze e dei ragazzi della Rosa Bianca ci impegniamo a non essere spettatori di fronte a una situazione di ingiustizia ma agire per cambiare la situazione anche se non ci riguarda personalmente. Uscire dalla tranquillità esistenziale, conoscere la storia per leggere il presente con spirito critico, coltivare il diritto del dissenso, di andare controcorrente, di conoscere senza censure. Una decina di anni fa, nella cerimonia di beatificazione a Monaco di Baviera, nella chiesa ortodossa della comunità russa di Monaco, la cerimonia di beatificazione del primo martire ufficialmente riconosciuto della Rosa Bianca, che è Alexander Smorel, il mezzo russo come veniva chiamato allora dai nazisti. Alexander Smorel è stato raffigurato nell'icona in stile ortodosso come un martire, appunto, con il camice del sottufficiale medico, la rosa bianca e la croce nella mano destra, il giovane volto assorto. Il canone di beatificazione diceva: tu hai professato il Salvatore, Dio e Signore, nato dalla Vergine, Alexander fedele a Dio. La tua pazienza, sentite che bella questa frase, ha stupito gli angeli, quando hanno visto come hai sopportato senza paura, nella fermezza, le minacce e gli insulti malvagi. Così hai gettato nel nulla anche i nemici incorporei e appari come il testimone vittorioso di Cristo. Ai genitori Alex aveva scritto nelle sue ultime parole: se dovessero rifiutare la richiesta di grazia, e Hitler le ha rifiutate tutte,
ricordatevi che morte non significa fine della vita, perché al contrario comincia una vita nuova. Ecco, certamente la fede in un'altra vita ha aiutato gli studenti di Monaco a rischiare la loro vita con il coraggio della minoranza resistente. Ma la storia si può sempre falsificare, proprio perché la Rosa Bianca è diventata un mito. Pensate che durante la pandemia ci sono state persone e gruppi, movimenti dei cosiddetti Querdenker, i pensatori alternativi, un po' simili ai nostri Novax, che hanno contestato le misure antipandemiche di un governo democratico regolarmente eletto come quello della signora Merkel, per paragonarle alle misure illiberali, anzi alle leggi liberticide e omicide del regime di Hitler. E quindi pensate che c'è stata una ragazza che è salita sul palco e ha detto io mi sento come Sophie Scholl, un'altra che ha detto io mi sento come Anna Frank, perché anche lei non poteva esprimersi, non poteva incontrare gli amici, doveva stare in silenzio nella sua casa rifugio di Amsterdam, parlando sottovoce per paura di essere arrestata. Ecco, pensate a quali aberrazioni, no? Si presta la storia che diventa mito e quindi può essere falsificata per motivi politici. Ma mi è piaciuta la reazione che c'è stata in Germania a queste cose, dei movimenti di piazza, dei gruppi di resistenza che facevano notare come questi liberi pensatori in realtà fossero molto vicini ai movimenti neonazisti e che hanno detto una parola chiara e definitiva: voi non siete Sophie Scholl. Di Sophie Scholl ce n'è una sola, come di Hans Scholl ce n'è una sola, come di Don Lorenzo Milani ce n'è uno solo. Perché sono persone che hanno fatto la loro storia in quel momento e non possono essere tirate in ballo per motivi tutt'altri rispetto a quelli che hanno mosso la loro azione. E allora mi piace ricordare altre coincidenze in questa Europa 80 anni dopo il sacrificio della Rosa Bianca. Una tedesca, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che rilancia in grande stile un celebre motto inglese, I care, mi preoccupo, mi interessa, il contrario del me ne frego fascista, di un fiorentino, Don Lorenzo Milani, e lo fa il 9 maggio 2021, 100° anniversario della nascita di Sophie Scholl, ma in Italia anche giornata di memoria delle vittime della violenza politica. E qui è Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, professore di diritto ammazzato in università dalle Brigate Rosse, che ricorda Sophie Scholl e dice che a differenza degli anni di piombo la resistenza della Rosa Bianca era una resistenza fatta con le parole, con la non violenza, parole a mani nude che fanno volare quei volantini. E allora veniamo a quello che è l'essenza della Rosa Bianca, il richiamo alla libertà. Non è una libertà qualsiasi, è la libertà che si declina sempre con responsabilità. Ogni popolo merita il governo che tollera, scrive la Rosa Bianca. E allora questa memoria deve continuare a provocarci. Deve continuare a provocarci 80 anni dopo. 80 anni dopo, quando siamo fin troppo indifferenti nei confronti di quello che succede dentro l'Europa e ai margini dell'Europa. Sto pensando ai morti del Mare Nostrum mediterraneo, ai muri, ai fili spinati in Europa, nel Medio Oriente. Forse solo l'aggressione putinista all'Ucraina, con i suoi atroci crimini contro l'umanità che continuano, ha risvegliato un pochino l'Europa dal torpore. E meno male, perché i proclami nazional-razzisti contro l'Ucraina del nuovo zar di Mosca sono molto simili, pericolosamente simili, alla propaganda hitleriana che considerava gli slavi dei sottouomini, degli Untermenschen, delle non persone. Le non persone si possono eliminare con la ferocia che sappiamo. E allora l'importante è ricordare che i valori della Rosa Bianca sono i valori dell'Europa. Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli cittadini dall'arbitrio degli stati criminali fondati sulla violenza. Sono le basi della nuova Europa descritti in maniera molto lucida dagli studenti della Rosa Bianca. Quindi solo Sophie Scholl è Sophie Scholl, ma tutti noi siamo figli di questa storia e dobbiamo raccoglierla. La storia della Rosa Bianca, poi,
È una storia di amore per la libertà, certo, ma è anche una storia di amori, di amicizie. Proprio il coraggio dell'amicizia è anche il coraggio della resistenza. È per questo che mi piace andare verso la conclusione parlando di un'altra rosa delle tante rose di questa storia. Si chiamava Traute Lafrenz e nella primavera del 2023, a 103 anni, se n'è andata. Ed è stata l'ultima protagonista di questo gruppo. È stata uno degli amori di Hans Scholl. La scintilla tra lei, la bella nordista che parlava con accento hamburghese, e Hans Scholl, il romantico svevo che scriveva poesie anche molto mistiche, si accese grazie a un grande della cultura tedesca, Johann Sebastian Bach. Durante l'intervallo dei concerti brandeburghesi all'Odeon, Schmorell le presentò Hans e fu un'estate d'amore a prima vista, di passeggiate, di biciclette, una piccola tregua sottratta alla guerra, alla paura dei bombardamenti, della morte. Dirà Traute anni dopo: non so perché sono rimasta in vita solo io di quella rosa bianca, non so qual è il motivo. Forse semplicemente per vivere a lungo, per fare la mamma, la nonna, la bisnonna, la pediatra, l'antroposofista, la donna impegnata che ha sempre ricordato la resistenza della Rosa Bianca fino alla fine, nella sua nuova patria, gli Stati Uniti d'America. E questo ricordo di Traute Lafrenz ci dice che noi siamo contemporanei di questa storia. Lei ha vissuto fino ai nostri giorni. Quindi Hans, Sophie, gli altri sono nostri compagni di strada. E viene rabbia, viene tanta rabbia a pensare quante cose meravigliose avrebbero potuto fare in una lunga vita che avrebbero potuto avere se il boia nazista non gli avesse tagliato la testa. Ma le dittature, ieri il nazismo, oggi il clericalismo iraniano, l'imperialismo putinista, hanno sempre l'obiettivo di eliminare la loro meglio gioventù, se diversamente pensante. In conclusione, che cosa ci resta della memoria e dell'impegno della resistenza della Rosa Bianca del 43? Le loro parole: libertà, dignità, onore, pensiero critico, coscienza, responsabilità. Il motto di Willy Graf era inesorabile, l'aveva tratto dalla lettera dell'Apostolo Giacomo: non siate soltanto ascoltatori della parola, mettetela in pratica. E lui aveva aggiunto un motto: ognuno porta l'intera responsabilità, non si può scaricare, non si può delegare, bisogna resistere in prima persona. Il loro ideale non era solo una Germania libera dal nazismo, ma anche una nuova Europa, lo scrivono, una nuova Europa federalista, il riconoscimento dei diritti dei popoli, un dialogo pacifico tra gli stati democratici, un ragionevole socialismo. La Rosa Bianca non vi darà pace, è scritto in un loro volantino. Loro intendevano inquietare la stragrande maggioranza dei tedeschi che dormivano, secondo loro, il sonno della cattiva coscienza di chi non pensava a quello che stava facendo il regime di Hitler. Ebbene, le loro parole dovrebbero inquietarci ogni giorno, perché anche noi, nella nostra Europa, sappiamo resistere? Sappiamo insorgere? Sappiamo dire parole chiare contro i nuovi sfruttamenti, le nuove guerre, i nuovi imperialismi, le nuove aggressioni, i nuovi schiavi, i nuovi morti innocenti? A questo serve in fondo la storia della Rosa Bianca, la memoria della Rosa Bianca. A cercare di capire noi oggi che cosa possiamo fare per la dignità dell'essere umano, per la difesa della libertà, per l'esercizio della responsabilità in una democrazia. A questo serve la resistenza dei pochi che hanno osato con la loro vita preparare per noi una vita migliore.